anche Cosenza stamattina la caserma si è fermata per rendere omaggio a quest'uomo che ha servito il corpo dei vigili con abnegazione e sempre disponibile nei confronti di tutti. Guardiamo. Angelo Bonaventura Ferri è una delle 97 vittime dell'epidemia di Covid-19 in Calabria. Il capo reparto dei Vigili del Fuoco di Cosenza aveva soltanto 51 anni e nessuna patologia pregressa. La sorella, Valentina, ha accettato di parlare con noi e rivivere i giorni della malattia, contratta nel mese di marzo. Purtroppo è così. Mio fratello, nonostante fosse una persona estremamente accorta, che ha iniziato molto prima degli altri a preoccuparsi, a mettere in guardia, ad utilizzare le mascherine, lavarsi le mani, detergenti vari, è stato contagiato da questo virus in situazioni che ancora ci sono poco chiare, perché non riusciamo sicuramente a stabilire la data del contagio. Sta di fatto che non si è allontanato da Cosenza e possiamo ritenere che sia avvenuto a causa di quelli che sono gli asintomatici e purtroppo sono il pericolo più grande e sono tra di noi, naturalmente non sviluppando alcuna sintomatologia. Magari sono i più tranquilli di salire in un'auto, di stare nella stessa stanza con persone e anche di sentirsi tranquilli, di non coprirsi con una mascherina. Purtroppo parliamo dei primi tempi, del primo momento in cui qui a Cosenza non si pensava assolutamente alla reale e concreta esistenza di questo virus. Probabilmente proprio sull'ambiente di lavoro? Lo ritengo probabile. Purtroppo, come ti dicevo prima, il discorso dell'asintomatico non ti consente. Sicuramente a seguito del suo contagio è probabile che siano stati fatti dei tamponi e magari persone che non hanno sviluppato dei sintomi si saranno potute rendere conto del loro essere asintomatici. Già il venerdì, dopo l'11, non era andato al lavoro. E naturalmente noi come famiglia non siamo stati da lui informati perché sicuramente ci ha voluto tutelare, in quanto la prima cosa avremmo fatto era andare a sincerarci delle sue condizioni. Mercoledì sera, durante una nostra telefonata nella quale ho avvertito nel suo respiro un qualcosa di diverso al telefono e ovviamente ho dato immediatamente l'allarme il nostro fratello più piccolo, pregandolo di cercare di capire, di aiutarci. Purtroppo quella sera stessa, nonostante Angelo fosse in contatto già da venerdì con il nostro medico curante, quella sera stessa le sue condizioni di ossigenazione sono precipitate, tant'è che si è reso necessario lo spostamento all'ospedale dell'Annunziata, dove gli è stata fatta una TAC ed è stata riscontrata la polmonite. Questo accadeva il 18 a notte, a tarda notte, quindi diciamo il 19 mattina. E gli è stato anche fatto il tampone, ma diciamo che a seguito di una TAC positiva il tampone è giusto un atto dovuto, ritengo. L'ospedale di Cosenza, il reparto di malattie infettive, forse non era molto pronto, forse, chi lo sa. Erano i primi casi, però è sembrato che ci fosse un miglioramento nelle prime ore. Nelle prime ore, grazie ovviamente all'ossigenoterapia, che a casa ovviamente non aveva, sicuramente c'è stato un miglioramento, le sue condizioni sono state stabili nonostante avesse degli attacchi di insufficienza respiratoria, ma tutte queste cose io le so dal fatto che noi ci scrivevamo, ci sentivamo durante tutto il periodo prima che lui venisse intubato, prima che lui andasse in rianimazione. Tutte le sue condizioni, tutto ciò che accadeva, noi lo apprendevamo da lui, era lui il nostro contatto, riuscivamo attraverso il cellulare ad avere sue notizie.
Era rassicurante in quelle ore? Era sempre rassicurante, ci proteggeva anche da lì. Quello che ha sempre fatto anche da casa, ovviamente, era un angelo custode di tutti noi, un fratello maggiore, cercava di non farci preoccupare, però il suo stato, la sua situazione l'avvertivamo, la sua paura la sentivamo. Poi c'è stato bisogno di una maschera un po' più impegnativa, così l'ha definita lui in un messaggio. Sì, credo gli abbiano messo il caschetto di subintensiva il giorno 25, il giorno che poi è stato intubato, però a quel punto forse la malattia, il virus aveva già intaccato così tanto i polmoni che è stato insufficiente. Anche il farmaco, il tocilizumab, mi pare gli sia stato fatto, a dire di lui, il sabato, dopo essere stato ricoverato il mercoledì, abbia ricevuto la dose a livello intramuscolo, ma almeno dalle condizioni che lui ci raccontava pare non abbia sortito alcun effetto positivo. Tant'è vero che la situazione poi è così peggiorata che è stato necessario un trasferimento a Catanzaro. Sì, dopo un giorno e mezzo di terapia intensiva qui a Cosenza, quindi comunque è un periodo brevissimo per poter dire qualunque cosa sulla terapia intensiva di Cosenza, è stato trasferito a Catanzaro dove era disponibile l'ECMO. Che viste le condizioni e il fatto che non migliorassero assolutamente, rimanessero statiche e non stabili, era opportuno e c'era la possibilità di trovarsi in questo posto dove era disponibile questa strumentazione così avanzata. Ce ne sono solo 12 in Italia, quindi era un qualcosa che ci dava delle speranze. C'è stata la necessità a un certo punto di far arrivare un medicinale, un antibiotico dall'Inghilterra, perché? Sì, purtroppo il fato si è accanito, il destino si è accanito. Qui a Cosenza ha contratto un batterio molto difficile da combattere. Grazie anche alla velocità dei medici di Catanzaro si è riunito il comitato scientifico e hanno deliberato l'utilizzo e la richiesta di questo farmaco, di questo antibiotico sperimentale, cioè sperimentale a uso caritatevole, che è arrivato anche in tempi brevissimi. Ancora qui noi siamo stati colti da una speranza positiva, però purtroppo questo batterio, nel frattempo che mio fratello era collegato all'ECMO, ha fatto precipitare le condizioni sue fisiche, intaccando diversi organi, tra cui i reni. Grazie al dottor Bruni, attualmente professore a Catanzaro, è stata collegata una macchina di dialisi in parallelo con l'ECMO, quindi veramente io non ringrazierò mai abbastanza quello che è stato fatto a Catanzaro per mio fratello, ma credo lo abbiano fatto veramente per tutti, perché ho sentito, nonostante il lockdown, la chiusura, ho sentito la vicinanza e l'umanità di queste persone nelle continue telefonate verso di noi per darci notizie sulle condizioni. Purtroppo, nonostante l'antibiotico sia arrivato e nonostante abbiano iniziato questa somministrazione, la sepsi multiorgano dovuta al batterio ha avuto la meglio. Così la pressione è calata al punto che anche l'essere collegato all'ECMO non ha potuto salvare la vita o mantenere la situazione inalterata come ci si aspettava attaccati a un ECMO per quanto riguarda mio fratello. C'è tanta rabbia perché quello che è successo ad Angelo è successo in un periodo in cui probabilmente la malattia non si affrontava con le armi con le possibilità che si hanno ora, per quanto sia ancora un oggetto misterioso il Covid, perché ogni giorno ne sentiamo tante, scopriamo che i medicinali che pensavamo fossero miracolosi non lo sono affatto e così via.
Però di certo la situazione è cambiata da allora. La situazione è cambiata, però credo che trovarsi a Cosenza all'inizio della malattia per mio fratello sia stata la cosa più devastante. Qui devo dire la verità, a malattie infettive non si era per niente preparati. Io mi sentivo costantemente con mio fratello via messaggi, c'erano giorni che non potevano accedere ai dottori, pare non ci fossero i camici o altre mancanze di DP, c'era veramente, sono stati colti alla sprovvista. Non si muore di Covid se non c'è a disposizione un respiratore, o non si muore di Covid se si hanno patologie, sono tutte chimere. In realtà ora, ancora oggi sappiamo ben poco di questa malattia, il caso è più eclatante. Mio fratello, una persona sanissima, assolutamente sana, nessuna patologia, eppure il Covid l'ha distrutto con l'aiuto ovviamente di un batterio. Però tanta rabbia perché continuo a pensare, se possa servire a qualcosa, che se si fosse trovato altrove probabilmente oggi poteva essere lui al posto mio a raccontartelo. Cosa lascia Angelo? Lascia una memoria incredibile, lascia tante di quelle persone che l'hanno conosciuto, l'hanno apprezzato, che quotidianamente con la loro presenza e col sentirli mi restituiscono qualcosa che oggi non ho fisicamente ma ho nel cuore. È veramente l'amico di tutti. Ho avuto riconoscimenti da persone che non immaginavo mio fratello potesse conoscere. Mio fratello è una persona estremamente discreta, ma buona e disponibile con tutti. Buona e disponibile, gentile, mai sgarbato o mai una risposta fuori luogo. Tornando all'aspetto clinico, è stata sottoposta a un'autopsia? Attualmente siamo ancora in attesa di quelli che sono i risultati autoptici, e quindi non appena ci verranno rimessi da Catanzaro vedremo quanto questo virus e quanto il batterio in realtà abbiano fatto la differenza sulla sua morte. Senta, c'è qualcuno che è uscito poi da quel reparto e che aveva incrociato Angelo? Cosa vi ha raccontato di quei giorni? Visto che voi lo sentivate soltanto via messaggio prima e poi c'è stato il silenzio assoluto. C'è una storia molto bella che riguarda una persona di Rossano che ha condiviso la stanza qui a Cosenza, malattie infettive con Angelo, e mi ha cercato, mi ha rintracciato per dirmi quanta forza abbia trovato nell'incontro con Angelo. Quando questa persona di Rossano è stata ricoverata, le sue condizioni erano peggiori di quelle di mio fratello. Angelo l'ha molto aiutato, specialmente a livello emotivo. Poi chiaramente purtroppo anche lui mi ha detto che ha dovuto aiutare tante volte Angelo lì dentro, perché erano veramente lasciati da soli, erano da soli continuamente e sempre. Angelo gli ultimi giorni, anche a causa di un grande dolore che è stata la perdita di un suo collega durante il suo ricovero, la sua situazione non era buona anche a livello di umore. Credo che la perdita di un amico sia una cosa difficile e dura da mandare giù. Ha avuto anche bisogno per alzarsi dal letto e arrivare semplicemente in bagno. Questa persona mi racconta di come sono riusciti in quei 5 giorni a instaurare un legame così forte, così duraturo, sognando e sperando di potersi rincontrare fuori. Questo non è possibile, non sarà possibile, però questa persona ci teneva tanto a farmi sapere quanto sia stato importante per lui trovare una persona che
sia riuscito ad abbracciarlo e a dargli tanto coraggio pure da un letto d'ospedale. Abbiamo tante cose da dirvi e da farvi vedere oggi nel corso del nostro giornale, ma prima vogliamo farvi vedere questa copertina che il Comune di San Giovanni in Fiore, l'omaggio che il Comune di San Giovanni in Fiore ha voluto tributare a Bonaventura Ferri, il vigile del fuoco morto per coronavirus ieri mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Catanzaro. San Giovanni in Fiore, la caserma dei vigili del fuoco, quella per la quale Bonaventura Ferri si era molto battuto e alla fine l'aveva ottenuta. Guardiamola. Sicuramente non appena finirà tutta questa storia, dove sarà possibile faremo il funerale con le ceneri che abbiamo ancora noi in custodia e poi le porteremo al cimitero, perché la cosa che come famiglia ti dico che vogliamo veramente è ricevere quell'abbraccio vero che ci è mancato fisicamente, ma che davvero l'abbiamo sentito da tantissime persone che hanno voluto parteciparci di quella che è stato il loro pezzo di vita nella conoscenza di Angelo, che è stata una cosa bellissima. Sì, c'è stata quella piccola cerimonia lì davanti alla caserma. Sì, ma ho ricevuto i video di molti comandi d'Italia che lo conoscevano perché lui era istruttore, comandava anche i Canadair dalla terra e quindi faceva i corsi a Roma. E conosceva persone un po' di tutti i comandi d'Italia, in diversi comandi sono state fatte manifestazioni e mi sono stati inoltrati i video. L'ultimo messaggio che avete ricevuto da lui qual è stato? Io da lui ho ricevuto una telefonata il 22, ciao Pallì, ti ho chiamato per salutarti, salutami tutte, sì, stai tranquilla, un bacione. E poi il 25 pomeriggio ci invitava all'attenzione. State attenti. Prima di essere intubato sì. Ti ha scritto grazie. Sì. Angelo lascia un vuoto enorme alla sua famiglia, ma anche la sua seconda famiglia, quella dei Vigili del Fuoco, ha subito una grave perdita. Il collega Gianfranco Macrito lo ricorda così. Sapere che un mio amico era rimasto coinvolto da questa brutta malattia, sono un po' preoccupato e un po' non nascondo che ho passato dei momenti tristi, solo il pensiero che lui era in ospedale. L'ultima volta ci eravamo incontrati il 9 di marzo, nell'occasione che lui prima di restare a casa in malattia, lui era in caserma che faceva addestramento inerente proprio all'epidemia che era in corso, ci istruiva perché lui era un istruttore professionale e lui istruiva tutto il personale dei vari turni come comportarci e nell'affrontare questo periodo emergenziale. E quindi noi l'ultimo giorno ci siamo visti il 9 e poi immaginavo, erano passati pochissimi giorni, sapendolo in ospedale mi ha rattristito molto. Di lui ci dicono che era una persona molto prudente. Le voglio raccontare un piccolo episodio per capire pure com'era l'amicizia fra noi due. Verso metà febbraio ci siamo incontrati a casa sua. Io ero di passaggio, l'ho telefonato per chiedere qualcosa, si sale che prendiamo un caffè, metà febbraio. Mentre prendevamo il caffè lui iniziò a parlare di questa epidemia che è la sua, diciamo,
la sua pericolosità di questa malattia e mi diede un consiglio e mi disse proprio così: non dimenticherò mai queste parole, perché solo un amico come un fratello ti poteva dire queste parole. Dice: Gianfranco, se io avevo figli come te non li mandavo più a scuola, perché non si sa dove andremo a finire. Parliamo di metà febbraio, quando ancora qua forse era sottovalutato, non si capiva nemmeno come progrediva questa epidemia. Quindi questo fa capire quando lui era lungimirante nelle cose ed era, come avete detto voi, era molto premunito, nel senso che in ambito lavorativo già da tanto tempo lui era sempre, veniva sempre con dei gel per disinfettarsi, manteneva le distanze, evitava con tutti e consigliava a tutti di evitare gli scambi di mano, il saluto, l'abbraccio, che molte volte noi siamo una famiglia, nei Vigili del Fuoco siamo una famiglia. C'è stata una petizione per intitolare a lui la caserma, il posto dei Vigili del Fuoco di Rende. Come è andata a finire? Angelo per Rende e per altri distaccamenti si è sempre prodigato, si è messo sempre in prima linea, ha fatto battaglie, per me lo merita anche di più,